Mi sono trasferita a Londra nel 2004 ormai, in gennaio, mi ricordo 30 o 31 gennaio. Tra i vari legali di laurea, questo era stato uno, il viaggio a Londra per imparare l'inglese, però c'era solo il biglietto di andata. Io in realtà ho cominciato a imparare qui grazie al mio amico Simone Adami, a.k.a. Simon Adams, e io ho fatto una serata al famoso Makaki. Ho voluto vedere se potevo gestire il pubblico, insomma, ansia da prestazione, chiunque penso, e sono riuscita a farla. Ho detto ok, ma allora sono pronta, posso andare. Sono partita con i dischi in borsa e le cuffie. Studiavo in questa scuola di inglese tipo 8 ore al giorno per 3 mesi, questo è stato il regalo di laurea di mio papà. E poi, scaduti 3 mesi, io non ho preso il biglietto di ritorno e ho cominciato a lavorare come barista nei locali e avevo scelto un locale che avevo visto aveva il giradischi. E quindi a un certo punto, dopo un po' di tempo che ho lavorato in questo bar, ho cominciato ad andare in giro nei bar a chiedere se avevano bisogno di un DJ. Al che il bar di fronte mi hanno detto: ah, ma sì, ti ho visto, sì che suonavi nel bar di fronte, no? Ma sì, prova, comincia. E finché dopo qualche mese ho trovato un lavoro in ufficio e quindi lavoravo in ufficio in un'azienda che si occupava di ricerca di mercato e di notte mi facevo le 2-3 di mattina, 2-3 volte alla settimana. E le mie pause pranzo erano in uno sgabuzzino, chiusa dentro, con i piedi verso lo sgabuzzino, perciò che nessuno si accorgesse che dormivo. Sono stati 7 anni di duro lavoro, di giorno e di notte. Poi mi è capitata, diciamo, la sfortuna e l'opportunità di perdere lavoro. C'è stata la crisi, mi hanno fatto redundant. E a quel punto ho detto: ma questa è un'opportunità. È diventato un lavoro full time ormai, penso, i primi 7 anni, adesso sono 19, fa 12 anni. Ho avuto tantissime soddisfazioni all'estero, la più clamorosa è stato quando sono nato in Egitto. C'era una festa sulla spiaggia con 2000 persone, un palco enorme, un piccolo Tomorrowland. E poi altre soddisfazioni all'estero sono state quando mi hanno chiamato a suonare in vari Buddha bar, che sono molto, molto conosciuti, e quindi mi ha dato molta soddisfazione il fatto che mi hanno scelta come artista sia per il tipo di musica che ho prodotto che per il tipo di musica che suono. Quindi ho fatto Abu Dhabi, Mykonos, Praga. E poi in realtà le soddisfazioni grandi sono quando torno a Trieste e vedo come reagiscono. È un pubblico difficile, però se riesci a toccare il cuore reagiscono e mi riempiono il cuore, insomma. Per me Trieste è il richiamo alla terra, cioè io mi porto Trieste e me la porto a Londra. E quando parlo con i miei amici parlo di Trieste. E quest'anno sono stata fortunata, sono tornata 4 volte, tra l'altro l'ultima in occasione della Barcolana, e tornerei immediatamente. Vado a prendere il biglietto subito.